Buona serata a tutti da Bruxelles, naturalmente Renato Scanu, l'inviato speciale per quanto riguarda il calcio on the road, il calcio internazionale. Oggi siamo stati insieme a Luca Zanda, che mi ha fatto davvero da grande opinionista insieme alla Bayer Arena, insieme a me, insomma, quest'oggi inviato proprio lì allo stadio di Leverkusen. E insomma, Luca, come hai visto questa partita? Abbiamo seguito Bayer Leverkusen-Mainz, 2-0 il finale, insomma nel primo tempo un po' di problemi per il Bayern, nel corso della ripresa invece poi dopo il vantaggio diciamo che ha meritato ampiamente la vittoria. Sì, un Bayern che è salito in cattedra, obiettivamente era un testacoda di questa Bundes, da una parte il Bayern che veleggia nelle parti altissime di classifica, dall'altra il Mainz che invece è impelagato nei bassi fondi. È una partita tirata nel primo tempo, ma poi, come detto poc'anzi, è emersa la qualità del Bayern, che ha trovato i giusti pertugi. Lo avevamo detto anche noi in radiocronaca, il Bayern deve occupare meglio il campo, poi la qualità dei suoi ragazzi è emersa e obiettivamente, secondo me, la formazione di Henrich ha meritato di vincere la partita. Insomma, abbiamo assistito ad una gara che sotto il profilo tattico era già risaputo sin dall'inizio, la Bayer Leverkusen avrebbe fatto la partita, il Mainz schierato in campo con un 3-5-2 ha fatto una partita sulla difensiva, non è mai andato al tiro, insomma, e quindi una vittoria davvero importante per questo Bayer Leverkusen che, nonostante la scorsa stagione abbia disputato insomma in maniera non brillante, quest'anno invece si è rifatto sotto e occupa insomma le prime piazze di questo campionato Bundesliga. Sì, la lettura è lucida e trasparente, Renato, è proprio così, un Bayern che al dente avvelenato vuole cercare di andare oltre i propri limiti e soprattutto tornare ai vecchi fasti, un Bayern che 15 anni fa circa effettuò una finale di Coppa dei Campioni di Champions League contro il Real Madrid e poi persa per un Eurogol dell'attuale allenatore madridista Zidane, un Leverkusen che però ha qualità in mezzo al campo, soprattutto nel tridente offensivo del 3-4-3, un gran gol di Bailey ha sbloccato la partita, poi ne parliamo, ma come hai detto te, ricordato te, il Magonza viene impreparato a Leverkusen perché viene a giocare col 5-3-2 abbottonatissimo ed emerge poche volte diciamo supera la metà campo avversaria, e questo sicuramente un peccato perché di fatto non si è giocato la partita. Per te era la prima volta in Bundesliga, Luca, come hai visto, insomma uno scenario davvero straordinario, ormai io è il terzo anno che seguo le partite a carattere internazionale negli stadi più importanti, anzi a tal proposito voglio proprio mandare un ringraziamento a tutti i miei sponsor che chiaramente stanno alle mie spalle, che mi sostengono come sempre per girare tutta l'Europa, un grazie di cuore da parte del sottoscritto. Insomma un pubblico straordinario, Luca, forse è per questo uno dei motivi per cui insomma ormai mi sono innamorato del calcio estero ma anche del colore che fa proprio il pubblico a carattere internazionale. Sì, diciamo che il colore del pubblico è l'aspetto esteriore, cioè quello che si vede da fuori e che traspare in prima battuta, ma io, in un momento in cui poi si voterà anche in Italia per le elezioni del rinnovo della presidenza federale, appunto parlo della FIGC, mi interrogo anche su come possiamo imparare da questi campionati. Dici bene, per me era l'esordio, era il battesimo in Bundes, ma ho vissuto la Liga, la Premier League, la Championship e credo che l'Italia abbia tanto da imparare, ma non per fare gli esterofili da questi campionati. Dici bene, il pubblico va allo stadio per divertirsi, le famiglie sono sicure e questo è il primo tassello, ma poi tante anche altre cose, la vendita del prodotto, la Bundesliga anche in termini di marketing e sponsorizzazioni è avanti alla Serie A e noi dobbiamo imparare tanto, perché se vogliamo riportare le famiglie allo stadio dobbiamo crescere in termini di prodotto. Auguri a questo punto al nuovo presidente federale affinché porti avanti questo tipo di lavoro. Ci vuole assolutamente un rinnovamento per quanto riguarda il governo del calcio in Italia. Io mi sono un po' disinnamorato, per cui ho preferito da qualche anno, come ho già detto prima, puntare sui campionati esteri. Posso anche già anticipare che nel prossimo mese sarò proprio in Portogallo per seguire la formazione campione del Porto contro il Benfica, un campionato molto interessante. Luca. Sì, con me sfondi una porta aperta quando si parla di Liga spagnola, portoghese, Eredivisie olandese piuttosto che Bundesliga, perché credo che i dirigenti italiani debbono essere bravi a scovare i futuri talenti, i futuri campioni da questi campionati. Io porto in scena due esempi su tutti. Alex Sandro, il laterale più forte che abbiamo in Italia della Juventus, è stato comprato dal Porto a una cifra anche cara,
oltre 30 milioni di euro, però raffrontata poi all'attuale valore del giocatore ci può stare. E porto sempre l'esempio di Vidal, che ha giocato proprio qui vicino, no? All'Leverkusen, siamo stati lì sino a una manciata di ore fa, ed è stato pagato pochissimo dalla Juventus. Allora, se i dirigenti sono bravi e sono informati, stanno sul pezzo, possono comprare questi giocatori da queste serie minori, tra virgolette, ma che in realtà, come detto prima, sono campionati che hanno già superato la nostra Serie A, per cui fai benissimo ad approfondire anche la tematica lusitana. Per concludere, naturalmente domani d'obbligo qui a Bruxelles la visita al vecchio stadio Heysel, adesso nuovo stadio Baldovino, dove purtroppo tanti anni fa ci fu quella famosa tragedia. Ricordiamo tutti i tifosi italiani che purtroppo persero la vita allora, tifosi della Juventus, ma naturalmente italiani che morirono in uno stadio per seguire una partita di Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Liverpool. Porteremo chiaramente il nostro cordoglio italiano lì allo stadio ex-Heysel. Assolutamente sì, sono passati ormai oltre 30 anni da quel 29 maggio dell'85, passata la storia ai più, giustamente per i fatti di cronaca, 39 morti, 32 italiani come giustamente ricordavi, e poi la prima finale storica vinta dalla Juventus, la prima Coppa dei Campioni alzata da Platini e compagni, quindi sicuramente anche l'aspetto calcistico legato al tifo bianconero, anche se poi emersero i fatti di cronaca. Domani noi saremo al vecchio Heysel per rendere omaggio un po' alle vittime, ma anche per ricordare una partita che comunque vide la Juventus a scapito del Liverpool vincere la prima Coppa dei Campioni. Naturalmente ringrazio Luca Zanda per la sua cortese partecipazione a questa mia trasmissione su Tele Sardegna Network, e naturalmente vi diamo l'appuntamento a domani da Bruxelles, la linea che può tornare allo studio.